I nostri telespettatori. Il Covid-19, nonostante contagi e positivi in calo, resta in Veneto e non si può dunque abbassare la guardia perché i prossimi mesi saranno decisivi. Intanto la Regione sta lavorando a nuove misure per il trasporto pubblico. Ce ne parla Alessia Piovesan. Più o meno virulento a pezzi o intero, il Covid-19 è ancora tra noi, non è mutato geneticamente ma resta pericoloso. Impossibile fare previsioni sull'autunno e su un suo ritorno. Potrebbe comportarsi come un raffreddore, ripresentarsi dopo l'estate o come la SARS e sparire. Le misure possibili restano mascherine e distanziamento in attesa del vaccino. Evitare poi la movida con assembramenti, detta anche Covida. 12 o 13 i vaccini su cui si sta lavorando. Il progetto italiano in collaborazione con Oxford è quello più avanzato nel mondo, già alla fase 3, la misurazione della sua efficacia sul campo. Abbiamo poco tempo, quindi è questo l'aspetto che mi spaventa, tra virgolette, di più, perché i tempi sono veramente limitati. L'altro aspetto è che una volta che lo abbiamo, vi ricordo che deve essere approvato, vi ricordo che deve essere prodotto e vi ricordo che deve essere somministrato. Intanto in Veneto si viaggia verso i 900.000 tamponi fatti, 888.273 per testare la penetrazione del virus sul territorio. E si lavora in regione ad un progetto da presentare al Comitato Tecnico Scientifico sul trasporto pubblico. Seppure contro gli indirizzi dell'ultimo DPCM, la filosofia sarebbe quella di non dimezzare più su treni e bus i posti disponibili, tornare quindi alla piena capienza, imponendo l'uso della mascherina a bordo come già in molti altri paesi europei. E scadono domani